Diamo il benvenuto a Gennaro Oliva, segretario generale della UIL di Taranto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Come ogni lunedì e come ogni giovedì, anche se questa settimana giovedì è la festa dei lavoratori, quindi tutti a casa a riposo, compreso noi, lo faremo il venerdì 2 maggio. Dicevo, come appuntamento ormai fisso, diamo voce alle realtà del territorio per mettere sul tavolo le richieste da fare all'amministrazione comunale, alla prossima sindaco, al prossimo sindaco di Taranto. Con Gennaro Oliva della UIL partiamo proprio di qui. Qual è la priorità che secondo la UIL di Taranto la prossima amministrazione dovrà affrontare, Oliva? Allora, rubo 30 secondi al volo per ricordare che oggi è il 28 aprile, la giornata mondiale per la sicurezza sui luoghi di lavoro. È una strage che continua ogni anno. In Italia ci sono 138 vittime, con il 16% in più rispetto all'anno scorso, e addirittura in Puglia ci sono già 10 vittime, abbiamo il 150% in più. Anche in questa occasione chiederemo alla futura amministrazione di non metterci come al passato divisione tra salute e lavoro a Taranto, quindi anche la nuova amministrazione su questo deve lavorare per mettere in sicurezza quello stabilimento, perché sotto i termini di salute abbiamo tanti problemi di danno biologico e malattia professionale e anche problemi sull'amianto, e quindi chiederemo alla nuova amministrazione di fare di più rispetto al passato. Cosa chiederemo alla nuova amministrazione? Noi abbiamo tante questioni in piedi, abbiamo questioni in piedi dei lavoratori Isola Verde, molti servizi che sono vincolati alla nuova amministrazione, nella speranza che riusciamo a trovare insieme delle soluzioni a lungo termine. Oltre a questi lavoratori abbiamo anche la questione delle asili nido, che l'amministrazione Melucci fece un passo indietro su questa questione, sulla privatizzazione. Ma senza poi riuscire a completare l'iter. Senza riuscire a completare, ci fu un consiglio comunale dove all'unanimità tutti fecero il passo indietro. In quel momento i sindacati erano soddisfatti, però la questione continua a essere in piedi e noi siamo contrari alla privatizzazione e continueremo a batterci per cercare di trovare una soluzione a queste persone. Ci sono anche altre questioni, perché all'interno della macchina amministrativa ci sono tanti enti e tanti uffici sotto organico, ci sono i servizi sociali che servono personale, all'avvocatura servono personale, i vigili urbani. Avete una vaga idea dei numeri? Vi siete fatti dei numeri così? Numeri no. Il problema è che ci sono tante difficoltà e noi abbiamo lavoratori e le nostre RSO che rappresentano quei lavoratori che ci hanno posto questo problema, e che alla nuova amministrazione chiederemo di fare assunzioni non solo, e anche a livello professionale una crescita professionale di quei lavoratori. Se dovesse scegliere un tema, uno solo, un campo sul quale sicuramente l'amministrazione non potrà sottrarsi, qual è il primo che dovrà affrontare? Ma più che altro, al di là del tema, il dialogo. Un dialogo che in passato non c'è mai stato. Ci sono state sempre molte differenze. Il sindacato è stato sempre visto dall'amministrazione come un nemico. Invece il sindacato porta le istanze dei lavoratori e cerca di trovare una soluzione ai lavoratori insieme all'amministrazione stessa. Noi siamo tornati in diretta con Gennaro Oliva, segretario generale della UIL di Taranto, e con lui continuiamo a parlare del prossimi passi che dovrà compiere la neo amministrazione comunale quando sarà eletta. Vi ricordiamo che si vota 25-6 maggio e poi c'è l'ipotesi del ballottaggio. Adesso al di là di chi andrà a sedere a Palazzo di Città, Gennaro Oliva, parlavamo delle cose in sospeso e anche dei fondi che in qualche modo Taranto sta per ricevere, una significativa quantità di fondi. Che cosa dovrà mettere in campo l'amministrazione comunale? Allora, innanzitutto deve fare l'amministrazione comunale, perché purtroppo la nostra città è la città dei commissari, no? Cioè noi abbiamo i giochi del Mediterraneo commissariati, tante risorse che stanno spendendo nel nostro territorio, e c'è un commissario che sta seguendo tutti questi lavori qua, quando noi potevamo farlo con i locali, con i nostri amministratori. Però al di là di questo ci sono tante questioni in piedi, e quindi non c'è bisogno di presentare progetti, c'è bisogno di fare e c'è bisogno di spendere nel migliore dei modi tutte quelle risorse che stanno arrivando. A partire delle Parliamo risorse, di quasi 2 miliardi di euro. A partire delle risorse del Just Transition Fund, che sono 803 milioni di euro, una cifra spropositata, però se viene spesa tutta e viene spesa nel migliore dei modi per la transizione ecologica, per la transizione digitale, per tutte quelle questioni, anche perché noi abbiamo l'Ilva a Taranto
e bisogna cambiare il modo, la produzione stessa, bisogna diversificare, bisogna portare i lavoratori in un altro mondo, però quel mondo bisogna crearlo con questi fondi qua, bisogna creare nuovi posti di lavoro, perché Taranto Posso interrompere un attimo? Di Ilva parliamo raramente perché poi diciamo al comune insomma c'è poco da fare per l'Ilva, è una scelta che viene fatta a Roma, non è diciamoci la verità, non è al sindaco di Taranto che compete questa roba, però ecco che cosa dovrebbe l'Ilva va verso almeno teoricamente questa decarbonizzazione, poi capiremo un giorno davvero che cosa significa, se si può fare, se non si può fare, ma è chiaro che va verso un numero di lavoratori molto più basso rispetto a quello attuale. Ecco, da questo punto di vista di fronte a questo cambiamento epocale, il comune che cosa potrebbe, che cosa dovrebbe secondo voi fare? Allora, il comune cosa ha fatto in passato? Ha diviso. Quindi ha solo pensato a dividere i lavoratori, il sindacato dalla città. Cioè noi non potevamo stare per strada perché avevamo le persone contro. E quindi la prima cosa che deve fare, non deve dividere. 1, 2. Beh, però permettimi, tutti... Oliva, una parte ve la siete cercata in passato, non voi diciamo attuali, però in passato diciamo tutti quanti, tutte le categorie, dai giornalisti ai sindacalisti, un po' su sta roba dell'Ilva ce la siamo giocata male. Io non c'entro personalmente, lei non c'entra personalmente, però ecco, diciamo alcune categorie diciamo potevano fare meglio, mettiamola così. Sì. Cambiamo capitolo, arriviamo a oggi, diciamo la gente è incazzata perché un po' si è rotta le palle, diciamoci la verità, no? di sentire parlare di Ilva, però ecco quello che le chiedevo è proprio questo, cioè da questo punto di vista il comune che cosa deve mettere in campo? Spendere quelle risorse nel migliore dei modi, perché tutti siamo consapevoli che quello stabilimento fra 5 anni non potrà più produrre a queste condizioni. Il presidente Emiliano quando parla di decarbonizzazione è perché non vuole parlare di nulla. Sono 10 anni che parla di decarbonizzazione, ma la decarbonizzazione è altro. Ma si può fare? Io la fabbrica la conosco, diciamo, dagli atti giudiziari, ma si può fare? La decarbonizzazione si può fare, ci vogliono soldi, tanti soldi, e qualcuno li deve mettere. C'è un problema, che è un problema serio, che noi abbiamo già 1600 lavoratori in amministrazione straordinaria, dove qualcuno, il governo stesso anni fa aveva detto che tranquilli, che nel 2023 è tutto a posto. 2023. Oggi ci troviamo di fronte a uno stabilimento dove la produzione è di 3 milioni di tonnellate, se arriveranno a 4 un successone. È un successone, però creerà anche questo, creerà esubero anche a questa, nei prossimi mesi ci sarà la nuova azienda e ci saranno le esuberi. Quei lavoratori dove li mandiamo a lavorare? Tutti questi soldi che stanno arrivando, tutte queste, la piscina, lo stadio nuovo, cioè tutto quello che faranno, spero che non saranno delle cattedrali nel deserto. Se queste strutture funzioneranno, ci saranno nuovi posti di lavoro a Taranto dove possiamo mandare i lavoratori là e cambiamo, diversifichiamo. L'ultima domanda, un flash come risposta. Che cosa invece sicuramente l'amministrazione comunale non deve fare? Allora, l'amministrazione comunale non deve fare solo non dobbiamo avere amministratori che devono fare solo da comparsa, devono essere attori protagonisti, devono andare nelle sedi dove contano, farsi rispettare di più, perché purtroppo i nostri amministratori non si sono fatti rispettare in passato e devono fare tutto quello che serve per migliorare e per far crescere la nostra città. Partendo magari dalla competenza, per non fare... È chiaro, dalla competenza, 900 candidati, non penso che sono tutti competenti. Grazie a Gennaro Oliva, segretario generale della UIL di Taranto, per essere stato con noi, anche per la schiettezza con la quale insomma ci siamo confrontati. È molto bello diciamo mettere sul tavolo le cose così come sono. Grazie davvero. Grazie a voi.